Ce ne sono? Sì, sono di colore, mezzo colore ci sono, sì. Sì, sono arroganti, ti sputano dietro, salgono in autobus, ti fanno ciao, pezzo di perché non mi fai... Sì, non hanno educazione. Ci racconta cosa accade quasi quotidianamente questo autista di pullman che per la sua sicurezza preferisce non farsi riprendere. Quella che lui definisce maleducazione è degenerata nel caso delle 4 giovanissime baby bulle che hanno aggredito la donna cinese, titolare di un bar pizzeria, che aveva impedito a una di loro, minorenne, di giocare alle slot. I controlli ci sono, le forze dell'ordine sono presenti, ma la situazione resta di alta tensione. Verso le 18, le 17:30 eccetera è un disastro. Hanno fatto bene di confermare la zona rossa. Quindi lei è un fautore della zona rossa, si vede la differenza? Molto. E la zona rossa è molto importante perché noi abbiamo bisogno di tranquillità. Di quando comincia a fare scuro e non c'è più nessuno che magari è in zona, in giro, qua in stazione sicuramente. Adesso la mattina è ancora vivibile? Sì, la mattina sì, c'è un sacco di gente, quindi sì. Diciamo che quando comincia a diventare scuro è meglio uscire con qualcuno in gruppo. Se è notte, se è buio sì, io sì. Però di giorno no, perché sto attenta a dove passo. No, non ho paura. Lei la zona la frequenta per motivi di studio? Per scuola sì, ma anche per altre cose. C'è anche chi puntualizza che la situazione di Padova è simile a quella di altre città. Io una paura non ce l'ho, sinceramente. Vedo che dissento più che altro, però io non ho paura, io mi muovo, basta. Dipende delle persone. Qua c'è un sacco di molti brave persone, un sacco di molte cattive persone. Quando si vede qualcuno cattivo, non posso dire che questa zona è molto cattiva.